Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura le dichiarazioni di Matteo Salvini al termine dell'udienza che ha avuto luogo a Palermo e che lo vede imputato per avere vietato alla nave Open Arms di approdare. Sarebbe gravissimo se qualcuno avesse nascosto, omesso o dimenticato documenti rilevanti da parte di organi dello Stato, ha detto l'ex ministro dell'Interno oggi con delega alle infrastrutture. Se ci sono pezzi di Stato che dimenticano o nascondono interventi di altri pezzi di Stato, ha aggiunto Salvini, per danneggiare oggi me e domani chissà, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Lo stesso Salvini ha approfittato della sua presenza a Palermo per incontrare i dirigenti della Lega in Sicilia. Presenti alla cena, immortalata con una foto di rito, i due assessori della Giunta Schifani, Luca Sammartino e Mimmo Turano, i deputati regionali, l'eurodeputata Annalisa Tardino, la parlamentare Valeria Sudano e altri colonnelli locali del partito. Non è passata però inosservata l'assenza di Nino Minardo, segretario siciliano della Lega, ma che da un po' starebbe meditando di lasciare il suo ruolo. Adesso la cronaca: un uomo è stato fermato a Siracusa, era stato assunto tramite internet per assistere un uomo che non godrebbe di buone condizioni di salute. A nutrire dubbi sul badante sarebbe stata la moglie dell'uomo che doveva essere accudito dopo alcuni atteggiamenti poco professionali. La conferma è arrivata nel momento in cui la donna si è accorta della sparizione di alcuni gioielli e oggetti di valore nell'abitazione. A questo punto si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti a intercettare il finto badante all'interno di un bar con un trolley pronto per fuggire. In chiusura l'arresto a Trapani di un 24enne presunto autore di una rapina commessa ai danni di un'anziana donna. Il giovane, nella serata del 7 novembre scorso, su una bicicletta, aveva preso di mira una coppia di anziani coniugi che camminavano sul marciapiede e con il mezzo in corsa ha scippato la borsa alla donna facendola cadere per terra. La vittima ha riportato gravi fratture, tanto da dover essere ricoverata in ospedale. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, la polizia è riuscita a individuare il presunto rapinatore e ad arrestarlo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.